È strepitosa economia circolare, il camion che va a raccogliere il rifiuto verde, poi da quel rifiuto verde ottiene l'80% del carburante, definiamolo così, per andare a raccogliere ancora il rifiuto. È strepitosa. E questa è la mobilità del futuro, si guarda al futuro, si inquina di meno, si ricicla il rifiuto e soprattutto ricordiamolo, si diventa anche virtuosi perché si risparmiano 300.000 euro all'anno. Ma la regione le sostiene a 360 gradi. Voglio ricordare che questa è una regione che ha chiuso discariche in tempi non sospetti, la prima regione d'Italia per la raccolta differenziata, e quindi questo grande segnale di civiltà lo dobbiamo attribuire ai veneti che si sono messi d'impegno a differenziare i rifiuti. Questo è sicuramente il futuro, ma il futuro è anche rappresentato da quello che è l'energia e quindi tutto il tema delle macchine elettriche, dell'idrogeno. Insomma, noi aspettiamo con ansia che il mondo cambi in questa direzione. Il futuro è realtà, oggi siamo nel futuro, una bellissima operazione dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico. In parole povere, oggi cos'è che stiamo facendo? Stiamo prendendo tutti i rifiuti, la frazione organica della raccolta differenziata, tra l'altro bravissimi cittadini, perché in provincia di Treviso siamo oltre l'85% nella raccolta differenziata. Del rifiuto noi non buttiamo via nulla, come si dice in Veneto, del Porsal non si butta via niente. Qui tutti i rifiuti vengono trasformati in energia. Qualcuno diceva no, ma non è possibile, solito dopo squazze le bottiglie da una parte, le bottiglie dall'altra. No, assolutamente no. Abbiamo avuto la certificazione di Lega Ambiente, oggi c'era il presidente nazionale di Lega Ambiente che ha detto che questo modello va replicato in tutto il territorio nazionale. Tant'è vero che nel contratto di governo Lega 5 Stelle la provincia di Treviso è il modello da diffondere su tutto il territorio nazionale. Un risparmio che si tramuterà non certamente in un risparmio della bolletta, ma in maggiori servizi, perché oggi risparmiamo sia sul carburante che costa molto meno, ma soprattutto anche sui tempi di attesa, perché partiamo da qui col verde, andare a raccogliere il verde e l'umido, torniamo e abbiamo il metano da mettere nei nostri camion che dopo tornano a prendere cose. Questo è un risparmio notevole, abbiamo calcolato sui 20-30 minuti al camion, che moltiplicate per 120 camion fate voi quel risparmio e che maggiori servizi possiamo dare. E in una zona come la provincia di Treviso, dove la gestione dei rifiuti è molto virtuosa, permette di trasportare i rifiuti in maniera più sostenibile, non utilizzando più i combustibili fossili, il gasolio ad esempio, ma utilizzando un carburante rinnovabile come il biometano. È molto importante perché grazie all'uso del biometano nell'autotrazione, nella filiera dei rifiuti, si dà un contributo parziale ma molto importante per ridurre le emissioni in atmosfera in una zona del paese, che è la pianura padana, che è afflitta da una coltre di smog che fa di questa zona del paese una delle zone più inquinate a livello europeo. Ed infine è molto importante perché grazie all'uso dei carburanti rinnovabili in questo paese riusciremo, disseminando il paese di questi distributori e replicando queste esperienze nel resto del Veneto ma anche nel resto del paese, riusciremo a rispettare quelli che sono gli obiettivi della direttiva europea sui biocarburanti.